I numeri sono veramente devastanti, nel senso che ad oggi, diciamo, la forza lavoro cuba 104 lavoratori, in larga parte donne, e il taglio che sostanzialmente il bando di gara prevede e il taglio proposto anche dalle nostre controparti in trattativa è di almeno 40 unità. Capite che è un taglio molto pesante. A chi invece non ha questo rischio di perdere posti di lavoro rischia una riduzione dell'orario di circa il 36%, quindi capite che alla fine in tutto il totale dell'organico pochissime persone manterranno il contratto come era prima. Dal 1° ottobre saranno 40 gli impiegati a tempo determinato dell'USL, 6 che non vedranno il contratto rinnovato, lavoratori di cooperative che gestivano diverse attività amministrative come i servizi di segreteria, front e back office, CUP, accettazione per punti prelievi e radiologia. A lanciare l'allarme sono CGIL, CISL e UIL, l'USL Ugania dicono i sindacati e verrà nuovo appalto. Abbiamo chiesto un chiarimento all'USL perché vogliamo capire se tra questa diminuzione di ore che comunque c'è nell'appalto e la reinternalizzazione parziale del servizio, se effettivamente rispetto ai cittadini c'è un taglio o meno. Però anche dalle notizie che sono uscite rispetto ad alcuni CUP della provincia che non si sa se riaprono o non riaprono, sicuramente la paura che ci sia una diminuzione è fondata. I lavoratori interessati sono 104, per quelli a tempo indeterminato infatti si prospetta invece un taglio orario del 36% e di conseguenza una netta riduzione dello stipendio. Chi rifiuta il cambio di orario perderà il lavoro e anche gli ammortizzatori sociali, temono i sindacati, preoccupati anche per le ripercussioni sui servizi ai cittadini. Che abbiniamo uno stato di disoccupazione sulla quale noi chiederemo e allerteremo il tavolo di crisi regionale e dall'altro abbiamo un problema relativo ai servizi, all'utenza che scarseggeranno e che ovviamente vedranno una riduzione che poi come sempre diventerà un problema per le persone più avanti con l'età perché magari non sono così digitalizzati come può essere un giovane attualmente. A farne le spese, oltre ai lavoratori, dunque sono i cittadini più fragili e gli anziani che difficilmente riescono a prenotare online o via email. I primi segnali preoccupanti c'erano stati quest'estate, quando durante le ferie il CUP di Este Monselice aveva ridotto gli orari tra le proteste dei cittadini. I sindacati si erano attivati, ma ora le preoccupazioni dal 1° ottobre rischiano di diventare realtà. Per questo CGIL, CISL e UIL chiedono chiarimenti all'USL 6 e un intervento anche da parte dei sindaci.